No, la Regione del Veneto ha investito sulla scuola cani guida di Selvazzano e ci crede su questo tipo di servizio. Mi pare una cosa assolutamente disgraziata che qualche non vedente si trovi a rimanere fuori di un ristorante perché ha il cane che lo guida, quindi in qualche maniera escluderlo da una possibilità di un servizio pubblico, alla faccia delle leggi che prevedono invece l'opposto. Allora, per questo motivo, perché bisogna dare la possibilità a tutti di avere la stessa tipologia di vita, la stessa qualità di vita. Per questo motivo ho deciso di mandare una lettera informativa all'assessore sociale, che sia una lettera informativa anche a conoscenza anche al Ministero della Sanità su questo, che ci sia sempre la lampadina accesa sul fatto che chi si oppone a far entrare dei cani guida nei ristoranti, nei locali, deve essere fortemente sanzionato, così come prevedono le leggi, e anche per sensibilizzare tutto il Consiglio regionale su questo tema. È un tema importante e noi tutte queste persone che hanno una non autosufficienza di diverso tipo le dobbiamo tenere in grande considerazione e dobbiamo porci, al di là dei contributi, dei fondi, di altro, la prima cosa, quella di garantire la qualità di vita più possibile simile, più vicina possibile alla nostra vita, alla vita di una persona normale. Se il politico di turno, se l'amministratore di turno, consigliere comunale, consigliere regionale, europarlamentare, deputato, non fa questo, sbaglia di grosso.